Il Blue Energy Stadium ha ospitato la prima tappa della ESG Future Challenge Academy, un percorso formativo dedicato alle aziende promosso da Banca 360 FVG e Udinese Calcio. E quest'anno la sfida è con le imprese, ma dentro un posto dove si fanno le sfide, che è lo stadio, no? Quindi noi ancora siamo abituati a vedere i compartimenti stagni, no? Come la salute, le parti del corpo. Noi vediamo lo sport, vediamo l'arte, vediamo l'impresa, ma non esistono cose separate. Esiste un unico ecosistema dove lo sport, le imprese, l'arte, il far bene stanno insieme. Noi siamo qui per quello lì. I padroni di casa sono entusiasti della modalità proposta. Al nostro partner storico Banca 360 sviluppiamo oggi questo progetto per quanto riguarda le imprese, è un progetto innovativo, sicuramente molto sfidante, e a fianco di Banca 360 Udinese sicuramente porterà avanti questo progetto in maniera molto operativa e soprattutto professionale. Banca 360 FVG, che per dimensioni e struttura è sempre più punto di riferimento per famiglie e imprese della regione. Sappiamo che c'è una forte incertezza sociale, incertezza geopolitica, incertezza climatica. Sappiamo anche che l'Europa ha preso una posizione, piaccia o non piaccia, con delle regole, e noi cerchiamo di fare appunto un po' di luce, soprattutto a quegli imprenditori che in un periodo di incertezza hanno difficoltà a capire qual è la strada per poter fare investimenti che consentano poi resilienza. La regione è al fianco di queste iniziative. Quanto mai opportuno formare la nostra classe dirigente, parlo per le imprese, e soprattutto permettere alle imprese, tante imprese del Friuli Venezia Giulia, che sono caratterizzate da essere piccole, micro imprese, riuscire a essere strutturate e formate per affrontare le sfide dell'oggi, ma soprattutto le sfide del domani con delle spalle larghe. Quindi c'è bisogno di formazione, c'è bisogno di meno burocrazia, e per questo ci stiamo pensando noi, quindi davvero lodevoli queste iniziative. I 180 imprenditori presenti hanno potuto ascoltare la voce di colleghi che hanno fatto da apripista. In sostanza è il fatto di cercare di adottare l'intelligenza artificiale all'interno dell'azienda per agevolare il lavoro delle persone. Concretamente vuol dire che le persone guadagnano più tempo per fare delle cose veramente importanti, lasciando all'intelligenza artificiale determinate situazioni, determinati compiti, determinate cose di routine, quindi perdendo meno tempo e vedendo veramente le cose importanti. Ma tra quanto l'intelligenza artificiale entrerà veramente a regime nella nostra vita quotidiana? Vedremo progressivamente, in maniera pervasiva, l'entrata dentro le imprese, nei flussi di lavoro, nei processi di lavoro, organizzativi anche, di nuovi strumenti. Io direi in 5 e poi a lungo, in 10 anni, trasformeremo profondamente molti dei lavori, molti dei processi produttivi e anche dei settori, delle industrie.